Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ben ritrovati con l'informazione su friulitv.net con questa edizione flash. Apriamo subito con l'aggiornamento per quanto riguarda la tragedia che si è consumata questa mattina lungo il litorale di Caorle, perché è stato dato il nome della vittima. Comunque la tragedia si è consumata nella zona della Brussa, in comune di Caorle. La vittima è un uomo di 59 anni, Maurizio Tiraboschi, originario di San Giorgio di Nogaro, che si trovava nella località marina Caorlotta assieme al cognato per la classica gita fuori porta. All'improvviso si è sentito male, seppur celeri, inutili ogni tentativo di soccorso per salvargli la vita. La probabile causa, un arresto cardiocircolatorio. Sul posto i carabinieri della compagnia di Portogruaro. La salma è stata recuperata e chiaramente dopo il nulla osta del magistrato di turno consegnata ai familiari. Cambiamo argomento per parlare di Friulia, importanti novità, c'è stata l'elezione del nuovo CDA, non è cambiato nulla al vertice, però andiamo a sentire dall'assessore Zilli cosa bolle in pentola per quanto riguarda Friulia. L'approvazione del bilancio di Friuli è la conferma del buon operato di questo Consiglio di amministrazione e di tutto l'assetto societario della holding. Noi siamo soddisfatti per questi risultati e lo siamo ancora di più per la grande richiesta che è stata fatta e raccolta da Friulia di continuare ad essere un partner strategico operativo anche per le piccole e medie imprese del nostro territorio. Questa mission viene ulteriormente rafforzata nel prossimo triennio in forza della necessità di sostenere le professionalità e le alte competenze delle nostre aziende friulane e giuliane e soprattutto nella ricerca di nuovi mercati. Nuovi mercati significa anche sostenere nuovi strumenti di ingegneria finanziaria, una mission che nelle linee strategiche la Giunta regionale ha voluto affidare a Friulia e siamo certi che anche questo risultato sarà raggiunto dalla nostra partecipata regionale. Queste le parole dunque dell'assessore Barbara Zilli. Torniamo alla cronaca per segnalarvi un incidente stradale, in questo caso nel primo pomeriggio di oggi lungo la Ponte Bana in pieno centro abitato a Tarvisio. Scontro tra una motocicletta condotta da un uomo residente nella zona e un'autovettura condotta da un austriaco. Il conducente della due ruote a seguito dell'impatto è rovinato a terra procurandosi alcuni traumi. Prontamente soccorso, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Tolmezzo per sospetta frattura dell'arto inferiore sinistro. Il conducente, invece il passeggero dell'auto, sono rimasti lesi. Le condizioni del motociclista non sono gravi. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro in attesa degli sviluppi sulla dinamica. Rilievi da parte dei carabinieri di Tarvisio. Sul posto è intervenuto anche il personale ANAS per il ripristino delle normali condizioni di viabilità stradale. Ora ci trasferiamo a Trieste, parliamo di Innovation Smart con questo servizio. Il governatore ha presentato oggi un pacchetto di strumenti, di opportunità per chi vuole investire nel Friuli Venezia Giulia. Noi li abbiamo messi a sistema con l'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa,
L'idea è quella di presentarsi con un interlocutore unico alle aziende che vogliono investire in Friuli Venezia Giulia, ma non solo, andare ovviamente anche ad attrarre aziende per investire in Friuli Venezia Giulia. Devo dire che già dai primi mesi di lavoro dell'agenzia si vedono risultati importanti, con un'attrattività soprattutto dal mondo europeo ed estero molto importante per la nostra regione. Siamo una regione che ha grandi potenzialità dal punto di vista logistico, della ricerca, dell'innovazione, oltre ai settori tradizionalmente forti, penso al manifatturiero, penso al settore del mobile, il quale dobbiamo però saperlo, diciamo, sfruttare al massimo, soprattutto in questo momento, per acquisire competitività per tutto quello che ci sarà post pandemia. E l'agenzia avrà un lavoro fondamentale perché finalmente un'impresa che vuole venire in Friuli Venezia Giulia saprà da chi andare e sarà assistito in tutti i passaggi dalle apertura della scelta, diciamo, all'apertura dell'impresa. Assessore Bini, sono molte le imprese interessate al Friuli Venezia Giulia, ben 28 i dossier già elaborati dall'Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa. Qual è l'importanza di questa agenzia? Indubbiamente fa da front office per tutta una serie di esigenze. Come nasce l'idea di questa agenzia? Guardate, all'inizio venivano da me molti imprenditori, molti commercianti e mi palesavano un problema, che era il fatto di non avere un interlocutore unico, di dover, come dire, andare a bussare alla porta di diversi uffici per avere magari anche risposte diverse. L'agenzia invece porterà denominatore comune, sta già portando denominatore comune quelli che sono tutti gli strumenti che la Regione mette a disposizione. Abbiamo iniziato da poco, la stiamo rafforzando e soprattutto per rendere la vita ai nostri imprenditori un po' più semplice, anche per quanto riguarda l'affrontare la burocrazia, quindi un unico interlocutore in grado di dare tutte le risposte. Prima di concludere vi ricordiamo ancora che dalle 19 di oggi, giovedì 17 alle 6 di domani, venerdì 18 giugno, sarà chiusa la direttrice Udine-Trieste del nodo di Palmanova. Chiaramente per maggiori informazioni potete contattare il sito infoviaggiando.it. Ricordiamo ancora che per coloro che da Tarvisio o da Udine devono raggiungere Trieste possono optare l'uscita chiaramente a Udine Sud, prendere la strada regionale 56 fino all'altezza del casello di Ronchi dei Legionari per poi uscire all'Iserte e proseguire verso il capoluogo, altrimenti potete prendere a Palmanova l'autostrada in direzione Trieste, o terza alternativa è proseguire lungo la 23, uscire poi successivamente a San Giorgio di Nogaro, riprendere il casello di San Giorgio e proseguire verso Trieste. Ripetiamo ancora, la direttrice Udine-Trieste del nodo di Palmanova sarà chiusa a partire dalle 19 di oggi fino alle 6 di domani mattina per asfaltature e posa della nuova segnaletica stradale, lavori chiaramente previsti durante la terza corsia della A4 nel tratto tra il casello di Palmanova e Albisopoli nel Veneto. Con questo chiudiamo qui la pagina informativa del pomeriggio, questa edizione flash. Vi diamo appuntamento più tardi, chiaramente se ci saranno aggiornamenti, notizie, tutto questo verrà pubblicato sul nostro sito www.friulitv. Per tutti voi, buon pomeriggio. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro.
Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti